Gwenda Goria, che è l'attrice coprotagonista. Diego Carli, sempre attore coprotagonista, e Luca Zanfroni. Adesso a te, Vladimiro. Grazie. Allora, questa è una bella esperienza. Colgo l'occasione per dire 2 o 3 cose che dovevo dire all'inizio ma non ho dette. La prima, io auspico che la Veneto Film Commission operi, però io mi sento parlare dal 2001 e ad oggi mi sembra che ci sia una presentazione sabato e domani sera, ma finora l'operatività non c'è. L'operatività è tutta ancora delle film commission locali, come la nostra, che nel 2018 e nel 2019 non hanno avuto €1 di finanziamento da parte della Regione, per cui è meglio raccontarla questa cosa. Diciamo che è stata costituita un'associazione nazionale delle film commission di cui Vicenza faceva parte e di cui ci siamo tolti perché grazie all'intervento delle regioni la legge parla di film commission soltanto regionali o delle province di Trento e Bolzano e tutte le altre non sarebbero più. So che in Emilia Romagna proibiscono addirittura che si possano chiamare film commission, una cosa mi fa semplicemente ridere ed è un segno di grande debolezza. Annuncio che sta nascendo l'associazione delle film commission locali che hanno chiesto anche a noi di poter partecipare. Io non so se lo faremo perché stiamo aspettando i prossimi bandi della regione con i fondi POR, all'interno dei quali c'è stato anticipato, vorrei dire promesso ma non lo dico, anticipato soltanto che probabilmente saranno riconosciuti alle film commission locali per i servizi che daranno il compenso dei costi sostenuti. Questo sarebbe già un gran bel passaggio. Comunque io ho una posizione fortemente critica nei confronti di come sono andate le cose e mi sento onorato di non aver accettato le sollecitazioni per candidarmi. Se mi candidavo al Consiglio magari poi mi fregavano, però io ho detto non provo perché con questo non ci credo, tutta qua la storia. Allora Lucia, raccontaci com'è nata questa storia. Io so che sei passata in Viale d'Agliano, in tutti questi giorni qua non si poteva passare, per cui mi viene un po' da sorridere. Ma ecco, siamo in gran ritardo, ho voluto dire queste cose per essere chiaro e non raccontare le storie che sta partendo dalla commissione che non vedo ancora. Spero che i contributi continui a darli la Regione e non una film commission che altrimenti può andare l'amico dell'amico dell'amico dell'amico. E quindi grazie a lei, al suo lavoro, ma grazie anche a Pier Giorgio, che ormai lo trovo nella maggior parte delle produzioni vicentine, perché veramente è uno di quegli uomini di teatro che dà qualcosa di più rispetto a tanti altri che portano a casa ma non danno niente. So che la vita è dura per chi fa teatro, anche perché ama teatro, anche per i pixel eccetera, però mi congratulo, per cui prima di cominciare a sentire loro, nei pochi minuti che abbiamo, vi chiedevo un applauso perché è una bella esperienza anche quella che abbiamo sentito. Allora, intanto grazie di essere qui e grazie soprattutto alla Film Commission Vicentina che ci ha dato fiducia. Noi abbiamo realizzato questo progetto in parte a Vicenza, in parte l'abbiamo girato nelle montagne fra il Trentino e il Bellinese, quindi insomma abbiamo 3 province coinvolte, però la Film Commission Vicentina ci ha dato subito il suo patrocinio e per noi è stata veramente una cosa importante anche perché ci ha dato fiducia in un momento in cui stavamo ancora partendo e quindi insomma per noi era tutto abbastanza complicato. Ringrazio anch'io tantissimo Pier Giorgio Piccoli perché Pier Giorgio è stato il nostro protagonista, anche lui ci ha dato fiducia
perché a volte non è così facile come produzione indipendente riuscire a contattare, diciamo, degli attori che stanno lavorando così bene. E devo dire che lui effettivamente ha portato una base che nasceva dal teatro, ma ovviamente molto dedicata anche al cinema. Dal nostro punto di vista ci ha veramente aiutato tantissimo, e quindi mi sento di ringraziarti proprio pubblicamente, Pier Giorgio, quindi veramente grazie. E ti passerei anche il microfono così spieghi cosa è stato lavorare con la Viva Film. Allora, ricambio i ringraziamenti, perché voglio dire, se non fosse stato per te non avrei avuto questi meravigliosi weekend di fuga dalla città per andare a lavorare sui monti. La sensazione che ho avuto subito nell'incontrare Lucia e Davide, che è il suo compagno ma anche un marito, giusto? E anche il suo braccio destro dal punto di vista tecnico, è stata quella di avere di fronte a due persone che avevano in comune con me l'entusiasmo e la passione per quello che fanno. Quindi ho detto: mi basta questo. Sulla carta può esserci l'incertezza del risultato, il fatto di non conoscersi dal punto di vista tecnico, è bastato questo entusiasmo per farmi lavorare durante tutto un inverno, a volte al freddo, a volte al caldo, a volte al chiuso, a volte all'aperto, però per farmi lavorare con entusiasmo a un progetto che man mano che prendeva vita diventava sempre più interessante, affascinante, e dove veramente ho visto fare dal punto di vista anche della qualità tecnica dei miracoli, perché al posto delle macro diciamo, produzioni dove ci sono degli staff anche tecnici macroscopici, a volte esagerati, dove c'è uno che gira un foglio, uno che sposta una macchina, uno che guarda, uno che dice cosa ne pensi. Qui in poca gente, in poco tempo, si è riusciti comunque a creare un prodotto. Poi ognuno deciderà che se è un prodotto accettabile, buono, ottimo, però un prodotto che ha senso di essere presentato qui quest'oggi. È stata una bella esperienza anche quella di imparare a ciaspolare, che era una cosa che non sapevo fare. Grazie Lucia. Grazie, sì, devo dire che questa cosa della cespolatura ormai è diventata uno scherzo fra noi, perché dopo 2 giorni che lui era lì è diventato un uomo di montagna. Ecco. È un grande uomo, è un grosso protagonista. Io la prendo un po' in giro perché, essendo ingrassato molto, guardo con interesse tutti i maschi che ingrassano, no? Perché dico, è un mio pari. E se facciamo partire un po' alcune immagini, io volevo però dirgli anche una cosa. Volevo augurare, se mi è consentito, un futuro importante a questa giovane attrice, che pregherei di mettersi in piedi, perché è figlia di un noto giornalista, è figlia di una donna di spettacolo, per cui credo che, avendo cotanti genitori, avviandosi un'attività complicata e difficile, è un'attrice bravissima. È un'attrice bravissima, veramente bravissima, credetemi. Io ringrazio tutti, però credo che a un giovane che ha questa esperienza alle spalle sia importante dare quella fiducia che serve per fare quelle cose buone che lei riesce a fare, e che anche Pier Giorgio, che è amico di vecchia data, riesce a fare. Per cui quando dico che ormai per certi versi è un po' come il prezzemolo, che lo trovi in tantissime cose, devo dire che è vero, e riesce sempre tutto bene, al di là anche di tante preoccupazioni. Per cui grosso fusto però. Grazie. Grazie. facciamo partire. Sua zia continua a ricordare quel momento terribile. Lo fa ogni volta che piove. Che cazzo ci sei venuto a fare qui tu, eh? Me lo spieghi?
sarebbe stata coperta. Grazie. Quando sono in città io faccio una vita piena, troppo piena. Ho bisogno di aria pulita. A volte bisogna agire per sottrazione, sottrarsi, fare un passo indietro. Cos'è sta storia che tiri fuori adesso? Vecchia di 40 anni. Vattene via, vattene fuori da questa nave. Non esiste solo il presente. Il futuro è un'incognita. Sua zia continua a ricordare quel momento terribile. Lo fa ogni volta che piove. Che cazzo ci sei venuto a fare qui tu, eh? Me lo spieghi? Forse questa è una domanda che si è posto anche Pier Giorgio, effettivamente cosa sono venuto a fare la prima volta che è venuto, o forse Gwenda anche, vero? Io volevo intanto ringraziarla per l'augurio che è sempre di buon auspicio, è sempre motivo di gioia, e volevo ringraziare anch'io intanto Pier Giorgio, perché io e Lucia ci siamo conosciuti proprio grazie a Pier Giorgio, perché ho avuto il piacere di lavorare con loro, con Te Ama, in uno spettacolo che è Cognate, che è stato uno spettacolo di grande successo e che riprenderemo l'anno prossimo, per cui ho avuto il piacere di conoscere Vicenza e il Veneto in generale, perché l'ho girato tutto e mi sono innamorata del Veneto, tant'è vero che anche l'anno prossimo avremo anche 2 spettacoli insieme, perché è una terra che ho trovato accogliente in una maniera importante e sorprendente, per cui sono felice di essere ospite della regione Veneto, che è una regione che mi ha fatto sentire a casa e insomma mi ha dato grande soddisfazione. Sono entusiasta del trailer che ho visto, dei risultati e di questa coppia sorprendente, perché veramente sono 2 persone molto accoglienti, ma molto preparate in tutti i settori del cinema, per cui sono felice e auguro a questo film un grande successo e a Lucia in particolar modo. Dita incrociate. Purtroppo il tempo è tiranno, allora la battuta che vi faccio è questa. Ma siccome il prossimo anno ci saremo ancora qua, io spero che il prossimo anno Lucia ci porti qualche altra cosa da farci vedere, da farci aspettare con loro, con altri, con chi vorrà, perché credo che la continuità rappresenti una forza che abbatte tutti quanti i muri, tutte le difficoltà. Noi sappiamo al teatro è difficile reperire. Nel cinema io credo ci sia un futuro. Con i sistemi digitali, oggi una sala cinematografica può fare nel pomeriggio una cosa per i bambini, alla sera un film normale, a mezzanotte anche un film rosé. Cioè c'è una possibilità di non avere più la necessità di spendere il celluloide, ma avere uno strumento con cui è possibile raggiungere più persone. Io credo che
bisogna superare il discorso della grande produzione che blocca tutte le sale, che fa uscire il suo film e costringe tutti ad andare a vedere quel film, ma creare le condizioni veramente, e i fondi POR della Regione Veneto bisogna assolutamente, a ottobre escono adesso circa 3 milioni di euro di fondi, è una cosa che abbiamo ripetutamente chiesto e finalmente anche il Veneto si è adeguato. Ecco, io credo che sia un'altra grossa opportunità che i giovani produttori, i produttori indipendenti devono saper cogliere, assolutamente, perché è giusto poter contare su quelle risorse lì per ritrovarci il prossimo anno. Per cui grazie a Lucia, grazie a Pier Giorgio, grazie a tutti. Lei puoi fare? Sì. Allora, vi ringrazio moltissimo, ma soprattutto io volevo aggiungere brevemente una cosa riguardo il film di Lucia, che sono stato onorato di essere appunto selezionato, chiamato. Io mi occupo anch'io di cinema, sia naturalmente come attore ma come regista, essendo regista indipendente. La cosa che volevo dire è che finalmente anche con Lucia, ma sta rinascendo un altro tipo di cinema rispetto ad anni fa, che era un po' l'egemonia della commedia in Italia, cioè sta ritornando per fortuna il cinema di genere, il thriller, non solo con Lucia ma ci sono anche film nelle sale, ed è un genere che fino a 20-30 anni fa era una colonna portante del cinema italiano, che per un periodo molto lungo purtroppo è mancato, diciamo. Quindi ben vengano film come quello di Lucia e ben vengano anche altri film, naturalmente. Io tiro l'acqua al mio mulino perché sono appassionato di cinema horror, voglio dire, il cinema horror negli anni 70 gli italiani hanno insegnato a rinnovare il cinema anche agli americani, per cui perché no? Speriamo che ci sia una nuova primavera. Confidiamo in questo. Non so se Luca... Sì, sarò breve. La mia figura è quella di un forestale che magari la gente si aspetta stereotipato rispetto ad altre produzioni, invece è un forestale raw, un forestale crudo, un forestale che vive nella sua valle, vive il rapporto con i suoi paesani, con i problemi dei paesani e anche con i problemi della montagna. I problemi della montagna ce li abbiamo avuti Lucia girando il film, non tutti, sì. Non li abbiamo tolti, sono presenti nel ricordo e questo così si emoziona ancora di più riguardo a tutta la produzione e anche al risultato del film finale. Grazie. Sì, per i problemi della montagna è la devastazione degli alberi che c'è stata, voi sapete, a metà stagione, e proprio ha beccato la produzione. Infatti alcune scene sono state tagliate perché c'erano dei boschi che il giorno dopo Comunque io non posso dimenticare che l'ultima telefonata che ho fatto il giorno prima, in piena tempesta di Vaia, è stata per Giorgio Piccoli per dirgli non venire su che tanto non si va da nessuna parte, e poi il telefono è morto e noi per una settimana siamo rimasti isolati, quindi è andata così. Bene, allora ringraziamo chi ci ha realizzato questo film, ringraziamo Lilla Film e con l'auspicio che il prossimo anno ci ritroveremo qua con una nuova produzione. Allora adesso chiamerei Youssef Dalima con il suo Amor. Sì, Youssef, eccolo qua.